Ok, siamo in live. Allora, sono con Eddie. Ok, possiamo fare domani quando torno dal lavoro. 18. Stiamo mettendo d'accordo con Eddie perché vogliamo fare una serie insieme. Vogliamo tornare di gran carriera. La sera. Ok, però alle 21. E 30, che li sapete i cazzi nostri. Vai che andiamo in Premier, speriamo, cazzo, speriamo. Siamo in live. Siamo in live. E si gode. Vogliamo la Premier League. Facciamo F1. E se vuoi un altro gioco. Così torniamo a bomba. Ragazzi, sto parlando con Edward, con il grande Eddie. Eddie for President è tornato sul tubo finalmente dopo una pausa perché doveva studiare. Lui dice che doveva studiare, in realtà aveva appuntamenti con fanciulle, perché Eddie non ce la racconta giusta. Lo dico anche ad Eddie. Ok, vediamo se sul tubo. Pero, possiamo già vedere e salutare la gente. In caso se ho problemi, passatemi il link sul profilo di Facebook Commenda Veneziano, grazie. Infatti ancora non lo vedo. Ciao. Grande Eddie. Ragazzi, passatemi il link su Facebook, pagina del Comendone Veneziano, perché sennò non posso salutarvi. Che voglio salutarvi subito, ragazzi. Come voglio salutare subito. Anche perché voglio parlare del gioco di pesca, ragazzi, perché è una roba devastante, ragazzi. Lo sto nerdando in maniera paurosa. Veramente lo sto nerdando di brutto. Eccolo qua, Mark Barrett domina. Il nostro Mark Barrett. Che è Poleman, se non sbaglio. Ok. Oh, però. Grazie, però non mi dà la chat. Perché? Oddio. Come un nuovo Sanpei. Ragazzi, vi saluto tutti, ma il problemino. Il grande Mark mi ha dato il link, però non vedo la chat. Panico, panico, panico. Saluta Poleman, che ciao Poleman. Vedo tutto, ma non ho la chat. No, è curioso, è abbastanza curioso. È tutto un po' curioso. Tanto vi saluto. Che belli che siete. Tanto guardo il telefono intanto. No, cominciamo, se. Cominciamo con la rottura di cazzi. Allora, YouTube. YouTube. La chat funziona. A voi sì, ma a me no, però. Fanculissimo. Non ho ancora il. Sì, vabbè, ciao. Non ho ancora il. Ragazzi, un attimo di pazienza, siamo già ai 24, devo partire. F1.15 la nuova serie, sì, con Eddie, ragazzi, voglio fare la serie di Formula 1, però vorrei anche vedervi in chat, Dio. Lo so che me l'hai messo il link, ma porco. Ancora non lo vedo. E ogni tanto sti problemi, ma perché, signori, ma perché? Quando succedono queste cose bestemmierei in turco aramaico proprio. Raga, vi saluto. Vi saluto meravigliosamente, ma non vedo un cacchio. Niente, ancora non mi compare la live. No, ragazzi, il link me lo dovete mandare o sulla pagina del Cume o sulla pagina del mia personale. Su Steam non va. Dai, che voglio partire, cazzo, avevamo la Premier, siamo al 44esimo turno, 3 partite alla fine, guardiamo la classifica intanto. Guardate la classifica, 3 giornate dal termine. Incredibile, siamo là, siamo praticamente promossi, però è dura, fioi. È dura.
Alessio, prova a mandarmelo sia su Commenda anche tu che su il mio profilo privato. Ogni tanto sono i piccoli problemi del mestiere. Niente, non lo vedo ancora, ma Dio. Perché ste robe? Perché? Te l'ho mandato su Facebook, non mi è ancora arrivato però. Eh sì, cioè Eddie, ragazzi, anche SimCity potrebbe essere interessante. Ok, Musetti, il nostro musettone ce lo ecco, no, eccolo qua. È arrivato, è arrivato. È arrivato. Ci vuole un po' per caricare. Do not capisc. E adesso vi posso salutare alla grande. Aspetta un attimo. Mettiamo pausa qua. Allora, ciao Ghost, ciao G. No. Come? Ma perché? Mi dà già la chat dell'altra volta, però. Quindi bisogna capire da dove partire. Balotelli. Un attimo che vi saluto tutti. Ok. Ciao Ghost, ciao Francesco, ciao Kevin, ciao Riccardo, ciao Stigar, ciao Alessandro, ciao Tutto Sport. Ciao Tutto Sport, ciao ancora un po' problemi, però ciao Jesus Christ. Cosa ne pensi di Ball al Milan? Silenzio, Francesco. Ciao, ciao Zacla, guarda che ho risolto il problema con Fishing Planet e ti ringrazio. Ciao Alessandro, ciao Max, ciao Adriano, ciao Valerio, ciao Guastacraft, ciao Ricibongo, ciao Sergio, ciao Giampi, ciao Giuseppe Di Prisco. Io direi di partire però, Fioi. Andiamo. Infatti sono un po' stanco perché scusate, ho appena finito di correre, sono a pezzi. Ok. No, io voglio la gialla, mettiamo... Ok. Raga, 3 giornate per andare in Premier. Ciao Michael. No, cioè, come non rosicare? Allora, non rosichiamo. Io non accetto che gli interisti vengano a prendere in giro quando hanno vinto 1-0 con i morti in 10 contro 11. No, dai, Fiori, cioè, vi prego. Meritato, 3 tiri ha fatto. L'Atalanta al primo tempo poteva segnare. Fiori, Milan e Inter fanno cagare come l'anno scorso. Questa è la dura realtà. Ciao Jurgen Mattias, ciao Andrea Lazza, ciao Francesco Agostini, ciao Fabio Loi. C'è anche... Oh, c'è anche Edward. Ciao Edward, con Edward voglio fare una serie su Formula 1. Facciamo una serie su F1 e forse anche su SimCity. Però adesso andiamo. Il mio colore preferito è l'arancione. Vai, se Space mi segue in live. Ragazzi, basta fare una vittoria, un pareggio e siamo sicuri secondi. Bravo come parte subito a bomba. Tanto saluto anche il Bode che oggi probabilmente non c'è perché è impegnato. Ricordo sempre il suo canale Dark Side of the Bode. Mi sta mettendo un sacco di video. Si è fatto dei video proprio oggi. Attenzione. Ah, peccato. Ciao Mirko. Ciao Zeno. Ecco Francesco Sidoti, ragazzi. È arrivato Sidoti. No, Fermina l'ha messo proprio male, purtroppo. Non pensavo così tanto. Però adesso concentriamoci un attimo sul Leeds perché dobbiamo passare. Sinceramente non ho molta voglia di parlare del Milan perché ieri ho preso veramente una brutta incazzatura. Proprio di quelle pesanti. Veramente, soprattutto veramente anche perché, cioè, comunque essere preso per il culo dagli interisti anche no, sinceramente. Cioè, posso capire altre squadre, ma proprio dall'Inter no. Ecco. Anche Mancini l'ha detto, Fioi. Sta Inter deve fare altri acquisti se vuole competere. E comunque, Balotelli al Milan è una vergogna, che è proprio una cosa che è più bella. Preferisco perdere tutte 80-0, sinceramente. Ma vedere Balotelli al Milan è proprio una vergogna. Vabbè. Ciao Paul Heyman, ho sentito sì che è forte la musica, cioè, la canzone delle CDC è bella potente ragazzi, quindi ci sta. Andiamo offensivi. Ecco, tutto sport, fai le bravo, tutto sport. È tutto sport, ogni live cambia immagine, è vero.
Fiori però veramente concentrazione assoluta sul Leeds, veramente ci tengo perché deve esserci l'atmosfera da grande occasione. Ci deve essere l'atmosfera grande. Che ne pensi di Nibali, dell'espulsione di Nibali? Boh, guarda, non so cosa dire, l'anno horribilis di Nibali, quindi tutto ci sta. Ciao Marco Zidda. Attenzione, stiamo giocando male, eh. Manca la Eli, lo so, manca la Eli oggi purtroppo. Me l'ha detto Alessio che non veniva. Antenucci prova un passaggio che... Ah, comunque ringrazio per il video. Ehm... Oddio il nome, no, sono una pippa. Giosuè mi sembra. Ha fatto un bellissimo video su tutti i gol del Cume che però non riesco a caricare perché si vede malissimo. Non capisco il perché, onestamente. È così. Ciao Gianluca Ferretti. Comunque se non compriamo Witzel, sia Witzel che Soriano più un difensore, malissimo. No, veramente era... Basta Milan, vi prego. Se mi volete bene pensiamo al Leeds. Davvero, perché sono troppo incavolato. Poi il live su gioco di pesca sì lo vorrei fare. Beh ragazzi, il gioco di pesca, ragazzi, assolutamente seguite e scaricate Fishing Planet. È una droga pura, ho già 15 ore di gioco. Cioè, è una roba devastante, troppo bello. E mi trovate anche sempre online praticamente. Infatti ho salutato tanti ragazzi che... Il Cumenda, sono rimasto di merda. Ciao Gabri Super, ciao Buenos Aires. Sì, diciamo che comunque l'arbitro... Cioè, noi abbiamo fatto schifo, però l'arbitro, il solito Valeri contro il Milan, è una vergogna, ragazzi. Cioè, Valeri è la cosa più indegna del mondo. Poi comunque l'espulsione non c'era su Eli, dai. Cioè... E c'era forse anche un rigore su Bonaventura, però vabbè, abbiamo evitato di perdere. Quanto pesa quel gioco? Non mi ricordo, mi sembra 4-5 giga, non mi ricordo. Primo tempo veramente brutto, signori, eh. Sento un po' la tensione. E non sento la vostra carica, ragazzi, voglio più carica. Sì, Vettel è stato sfigato, ma sinceramente arrivare terzo o non arrivare, ce lo sapete come sono io, o si vince o vaffanculo. Cioè, la Ferrari deve vincere, non me ne frega un cazzo dei piazzamenti. Purtroppo qua do ragione ad Alfonso che arrivare secondi sei il primo degli sconfitti, quindi serve a poco, bisogna vincere. La Ferrari è nata per vincere. Oh, bravo Davide. Vai Antenucci, vai Antenucci, il gordito, bravo Antenucci, forse un po' lunga però. No, la prende! Ma che cross è? Mamma mia che male che stiamo giocando. Manca il bode, manca il bode. Vai, vai Kume. Vai Kume. Sì, hai ragione, 1.8, mi sbaglio che ho fatto l'Italia installato Mafia. Ah, il Kume la butta fuori. Non ti lasceremo mai grande, Zeno Toffali. Salutami mamma Chiara, ciao mamma Chiara. Ciao Michele Pietroni. Alonso doveva andarsene prima, ma io non lo so, però so solo che la Ferrari mi sta deludendo. Che la Ferrari, anche arrivare seconda, è una merda per me. Dobbiamo vincere, siamo la Ferrari. La Mercedes è nata domani in confronto a noi. Noi stiamo scherzando. Vai Kume. Mamma mia che male che giochiamo. Sentiamo la tensione. Purtroppo la sentiamo. Vai Kume. Kume per Antenucci. Ragazzi, Antenucci ha mangiato troppi panini. Ciao Antonio D'Aprile. Bravo ragazzi, comincio a sentire veramente i cori adesso. Più cori fate, più possibilità ci sono di segnare. Dai Beppe. Ah sì, Life is... sì, ho visto il vostro canale, bravi, siete bravi a guidare, però cioè, il vostro commento è stato non proprio bellissimo, nel senso mi avete cazziato come è giusto che sia su Formula 1, anche se a volte cioè, ricevo certi commenti un po' curiosi anche su MotoGP, che sinceramente qua tutti i professionisti certi sono. Sì, sì, è bello il vostro canale, è bello e guidate bene, mamma mia. E ne leggo in gol come, ci provo. Diamo energia al Cume. Ciao fratelli veronesi. Grande Verona, bella squadra sempre Verona poi c'è Tonifio, il mio alter ego, magari. Bravo Cume, ottima sponda. Cume come la Ferrari, fantastici, grazie. Grazie Cume, sei un grande. Grazie a te, caro. Però stiamo giocando malissimo. Stiamo rischiando di buttare via la promozione, io ve lo dico. I cori ci sono. I tifosi tutto anche. Le ragazzette che amano il manubrio del Cume anche. Manco solo io. Non riesco neanche a parlare, oggi sono veramente stanco, eh. Grande veneziano, gran stop di petto qua. Stop stupendo del Cume.
E dopo fa un erroraccio clamoroso, ma la recupera Liz. Rigore. No, è rigore questo, però, dai. Inizia il cupolotto. È iniziato. Grande Luke. Grande Luke. Comunque sì, c'è Fishing Planet, è una bestia di gioco. È una roba grande proprio. Finalmente hanno fatto il simulatore di pesca che aspettavo da tipo 60 anni, da Fisherman's Bite. Cosa ne pensi della Vuelta? Lasciamo perdere. L'anno Horribilis di Nibali si è concluso in maniera devastante a livello negativo, purtroppo. Vai Antenucci. Vai Antenucci, bravo. Il Cube! Non ci credo, me l'ha parata quel deficiente. Cosa ho buttato via? Dai, dai, bravo. Il Cume si gira in aria. Il Cume con... Non ci credo all'altra parata. Se vabbè, ma allora veramente... la sfiga continua, eh. Ciao, Cino Sec. Porca puttana. Grazie Marco Avogadri. Ah, Marco, beh, sei una vecchia guardia. Fai una live insieme a Edward Van Helgen. Messo con Edward, facciamo un po' di cose tra il Bode, Eddie e Sutil quando torno dalle vacanze. Pare che ormai che con Eddie penso che farò tutto quando torno dalle vacanze perché venerdì parto. Vai. Ah, peccato. Male, molto male. Niente, 0-0. Male. Bisogna sperare nella non vittoria delle altre, se no so cazzi. Come il pene quanto ce l'è lungo? 3 cm cubici. Vediamo la classifica. Mamma mia, 3 punti dal Wolverhampton. Ormai il Cardiff è primo. Ne abbiamo solo 3 punti di vantaggio. Mamma mia. E siamo contro il Millwall. Andiamo, stai, grande. Vabbè, l'FA Cup è finita. Ha vinto l'Arsenal, secondo me. No, vediamo chi ha vinto. Touré ha vinto un po' tutto. Mamma mia, una bestia Touré. Ha vinto il City. Mamma mia, che City, ragazzi. Super Touré. Contro il Millwall. Fioi, per piacere, festeggiamo la promozione. Se devo soffrire così, mettiamo la maglia blu. Dai. Sto rischiando adesso. Ciao Antonio, Games. Ci porterai mai Hearts of Iron, Maxi Max? Non lo so, non so neanche cos'è, sinceramente. Vogliamo il Bode. Il Bode è impegnato oggi. Purtroppo Paolino è impegnato. Vai, raga. 8. Mamma mia. Ciao The King Lion. Oggi il live più serio senza il Bode. Ma quel Bode è veramente qualcosa di epicus. Vai Kuma. Adesso bisogna vincere però, Adesso bisogna vincere. Voglio 3 punti, sono fondamentali. Ma non così però. Mamma mia che male. Sentiamo la tensione. Ci sta, è normale. Io ormai sono capocannoniere. Jovetic sì, ma il problema del Milan è tante cose, non sono solo i giocatori, la mentalità che ormai abbiamo perso, tante robe, fioi. Che ci vorranno forse anni per ritrovare, ma tanti. Vai Antenucci. Buono Antenucci. Niente, niente, non mi arriva più un passaggio. La squadra è spenta. Ciao, Pierpaoligno. Grazie Svdav. Le live saranno anche belle, ma stiamo soffrendo, eh. Mancano 2 giornate e stiamo rischiando di buttare via la promozione diretta. Io ve lo dico. Vai Antenucci. Bravo Ante. Il Cume. Il Cume scarta tutti. Il Cume se ne va. Il Cume la dà Antenucci, ma Antenucci dorme. Mamma mia. Ciao Gabriele Randazzo. Cosa ne pensi di Ballo? Stiamo zitti, va. Stiamo zitti che Ballo è la cosa più indegna del weekend. In confronto perdere una passeggiata di salute. Brutto fallo sul Cume, veramente brutto. Espulso. Qua c'è andata di culo. Buono. Ciao Michael Francone.
Non ti ho visto, scusa Maicolone. Tiro telefonato, però abbiamo l'uomo in più adesso, eh. No, ma cos'è? Ma stiamo... Antenucci, madonna, Antenucci ha proprio il crampo, non so, del tennista, che se non c'entra un cazzo. Non so, non riesce a fare un passaggio in croce. Non riesce a fare un passaggio in croce. Faller. Guardate se sto commentando un po' meno le vostre domande, però sono molto concentrato. Ciao Matteo Fina. Ciao Michael Vittori. Come non ti vedi Arsenal a Liverpool? Non ho voglia di vedere calcio, dopo quello che ho visto ieri. Dai, fioi. Concentration, please. Concentration. Dai, come che puoi far paura agli avversari? Niente. Dai, abbiamo anche l'uomo in più, fioi. Mantenuto il gol italiano. Crampo al pene per Antenucci, bene. Faller. Siamo terrorizzati, ragazzi, siamo terrorizzati. Ci sarebbe un evento incredibile tornare in Premier. Guarda, ragazzi, davvero, se più parliamo di Milan e Balotelli, più portiamo sfiga alla live, secondo me. Il Cume. Bravo lancio per Antenucci. Niente, non va niente, non sta andando niente. Mamma mia, proprio alla fine. Questa crisi. Ciao Carmine DF. Serve la zampata del campione. E chi può farla se no il Cume? Eccola qua. Eccola qua la zampata. Ecco la zampata. Cosa ha fatto? Cucchiaio! Fuori! Fuori, incredibile. Quando siamo in 58 saluto tutti. Cosa ho sbagliato? Non ci voglio credere al gol della promozione. Non ne va più una. Ho fatto non so quanti gol nella scoppio a segnare. Cosa ne pensi del Carpi? Che l'Inter secondo me pareggerà col Carpi. No, basta, poi pensiamo al Leeds. Non ho parole. Non riusciamo a segnare con l'uomo in più. Vai Cume. Vai ragazzi. Dai Cume, ti prego, il Cume ha paura. Forse anche il Cume ha paura. Grande assist per Antenucci. Fenomenale assist per Antenucci. Vai Ante! No, cosa si è mangiato? Ma non ci voglio credere. Gli ho fatto un assist perfetto. Da quando si parla di ballo e blitz in crisi, eh sì. Ecco, il cross è sempre una merda. Cosa si è mangiato Antenucci? Ha fatto anche una bella cosa Antenucci e poi si mangia la cosa più semplice. Vai Cume. Il Cume salta tutti. Niente da fare. Niente da fare. No, stiamo buttando via una cosa incredibile. Stiamo buttando via tutto, stiamo buttando via. Vai Cume. Il Cume guarda che la porta dall'altra parte, eh? Ecco. Il Cume è nervoso, ce l'ha con Antenucci perché è un deficiente. Ma il Cume di rabbia. Il Cume di rabbia. Bravissimo Cume, bellissima azione questa dell'Elite sontuosa. Il Cume deve provare a fare il cross. Allora, cross meglio io dei trequartisti, Dio santo. Siamo al 70° quasi. E la partita non si sblocca. Il Cume sbaglia l'ennesimo passaggio. Anche il Cume è messo male adesso. Mantenucci è l'uomo chiave. No, ecco, non possiamo certo permetterci di perderla, che almeno se la pareggiamo e Wolverhampton vince abbiamo ancora un punto di vantaggio da sfruttare nell'ultima giornata, che sarà fioi, no, brutta di più. Dai, Kuma, regalaci il gol, regalaci il gol. 74esimo. Buttala in mezzo bene. Madonna, ma non sanno crossare, tutti come Abate, oh. Beh, ma che roba?
No, è pagata. È pagata, signori. Purtroppo la partita è pagata. Solo un'invenzione del Cume. Partita pagata, perché fare un cross, cioè un'rimessa così vuol dire che è pagata. Vai Cume. Il Cume, un altro passaggio bellissimo, il Cume sta tornando. No, vabbè, ma è pagata, signori. Bravo Cume! Fuori. Oddio Cristo! Eh sì, colpa di tutto sport, l'ha pagata lui. Incredibile. 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 Non so cosa dire, Fio. Non so cosa dire. No, non è fallo, ma neanche se lo dici. Neanche se lo. Ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ammonito anche. Grazie. Aia. Mamma mia, se prendevamo gol era finita. Ottantanovesimo all'ultimo respiro. Fuori gioco. Tutto sport dice il Cume. Bravo Cume. Dai all'ultimo respiro. Dai all'ultimo respiro. All'ultimo respiro. All'ultimo respiro, proviamoci. Niente. Bravo. Fatalità, arriva lui. Altro pareggio. Al Deden 1-0-0 che può essere veramente pericoloso. Ragazzi, lagga? Ci sono problemi? Wolverhampton ha vinto. Ragazzi, andiamo all'ultima giornata con addirittura il Cardiff ha perso, incredibile. Possiamo ancora arrivare primi volendo. Vediamo un attimo se cerchiamo di ragionare perché voglio capire un attimo le regole. Ma non ho parole. Manca una giornata, Fioi. Allora, vediamo un attimo. Info squadra. Info sulla competizione. Regolamento. Ok, le posizioni, punti, differenza gol. Quindi la seconda gol segna. Differenza gol. Ok. Ora vediamo come siamo messi. In differenza reti abbiamo, no, Cardiff 26, Leeds 19, quindi è quasi impensabile arrivare primi. Dobbiamo arrivare secondi, però dobbiamo assolutamente vincere. Se devo soffrire così, classifica gol, Veneziano a 30 gol, ho stravinto la classifica marcatori, ma non basta. Vediamo gli assist man. No, come sveglia. Siamo terzi, vabbè. Fabio del Cardiff. Vai Kuma. Siamo contro il Birmingham City, partita neanche semplice. Ciao generoso Santorelli, ragazzi, ma quanto brutto è l'inno della. Questa la salviamo, aspetta un attimo. Passaggio automatico disattivato. Salva. Ok. Grazie, Mav28. Max Baxi, non lo conosco questo, vediamo. Dai, dopo guarderò un video sul canale, su YouTube. Let's Birmingham. Poi, per cortesia. Ragazzi, avete lag? Come siete messi? Ciao Michele Vittori. Grazie Stigar. Ultima giornata per il Leeds, un'occasione d'oro a andare direttamente in Premier League. Vai. Vai come qua si vede se sei un campione. Devo decidere l'ultima giornata. Cosa ne pensi di questa Juve? Prima giornata, la Juve tornerà, tanti infortuni. Adesso concentration. Cosa ne pensi dell'inno della Serie A? Una cosa orrenda. Mamma mia, Levi veramente un coglionazzo. Ma cosa ha fatto?
C'è tensione, ragazzi. C'è tensione all'Elan Road. Il pubblico vuole festeggiare la promozione, ma sarà dura. Veneziano, veneziano. Brutto errore del Kuma. La live è perfetta, manca solo la vittoria. Io ci provo, ragazzi. Non posso buttare via però sta promozione, È sbagliata. Ora il Come cosa voleva fare? Una mossa tipo Ibra. Andiamo subito di offensivo. C'è tensione, la percepisco l'Elan Road. I tifosi sono tesissimi, Antenucci. Che si è mangiato l'impossibile. Ma che cazzo è? Cosa ne penso del Milan? Silenzio stampa come Indiana. Adesso solo Leeds United. Niente, non capisco cosa sta succedendo. Cosa succede? Non si sa. Braccino corto al Leeds, vai come. Buono. E la sbaglia, basta, non posso più andare per la fascia non esiste in queste partite. La fascia non esiste. Il come sarebbe perfetto se non ti fa semina. Occhio. Bravi. Veneziano si prende palla a centrocampo, una punta che va a centrocampo, questo è il cuore del Cume. Questo è il Cume. Dai. Ma che... No, vabbè, sono pagati per non farmi andare in premio a sto punto, Vai Antenucci. Antenucci, passaggio sbagliato. Balotelli almeno anche ne pensa, ma lasciamo perdere. Se lagga ricaricate ragazzi, tanti mi dicono che va bene. Siamo già al 30°, Siamo già al 30°, il Cume ottima sponda, il Cume sta giocando come sempre, una buona partita. Antenucci troppo lunga, troppo lunga. Ciao Keiko YouTube. Dai Cume mettici il cuore, Jesus Christ, ci provo, ma la squadra non c'è. Dopo nel momento più importante arriva la pareggita. Dai Fioi. Bravo. Ma no, Tenucci se ne va, Tenucci! Ma non ci credo, una banana. No, 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 ragazzi, Antenucci è una cosa vergognosa. Pazzesco. Bravo, come questa è una grande azione del Cume, sul personale. Vedi, non mi fido più di passare ad Antenucci e perdiamo palla. Dio. Antenucci livello in doppia cifra, bah. 40 il primo tempo se ne sta andando così, ragazzi. Sono sincero, sono molto preoccupato. Aia. Vabbè, se abbiamo gol è finita, Dai, vogliamo un gol alla fine come nelle serie del Cumendone. Veramente che sono estreme le serie del Cumendone. Primo tempo finito. Vardo quel cioccolataio obeso, sì ragazzi. Siamo in 60, saluto a tutti. Ma un Cume molto veramente teso. Attenzione lunghissima anche questa. Niente da fare. Solo un acuto del Cume può sbloccare questa partita. Sono abbastanza in depressione, Fio, perché stiamo buttando via l'impossibile. Occhio. Anche in fuori gioco. Dai, Lit, sveglia però. E vabbè. Guarda come... No, vabbè, ma sono pagati i Fioi. Bravissimo come per Antenucci. Altra occasione per l'Ante. Il Cume... ragazzi, eccolo qua. La telecamera ha inquadrato il Cume, mandare a quel paese Antenucci e dire che sua mamma è una troiona. Attenzione. Credibile. Il Birmingham City va in vantaggio.
Sono in silenzio, ragazzi. Ecco, qualcuno gode. Sì, un colpo al cuore tremendo. Incredibile, incredibile. Addio Premier. Però noi abbiamo salvato, ragazzi, quindi sarei tentato di rifarla, sinceramente. Poi sono distrutto. Il come la roba di... No, niente da fare. No, dai, dai. Ma no così indietro. Siamo al 72esimo. E stiamo addirittura perdendo. Niente, niente. La squadra non vuole... Sembra veramente non voler vincere. E vabbè, porca puttana. Rifala, sì, certo che no, vabbè, sarei un po' tentato, eh. Sarei un po' tentato perché onestamente rifare la... Cioè, andare ai playoff è troppo rischioso. Però è anche vero che perde la realtà della serie. Bel casino, signori, eh. Bravo Kuma. Ci vuole il miracolo del Wolverhampton che sia la sconfitta. Vai, vai Kuma, vai Kuma. Niente da fare. Tira una Madonna in live, eh. Sarei tentato. Se ero nei video normali sicuramente partiva il bestemmione, eh. 80esimo per fare 2 gol. Missione praticamente impossibile. Ma più che altro impossibile perché sto Leeds farà cagare. Ma tutte passaggi lui. Vabbè, ma l'è andata a cagare però, eh. Devo fare tutto da solo. Bravo. E dai, dorme. Sì, ci sono i playoff, però era meglio andare subito a cazzo. Il cume di cuore, niente. Molto male, molto male. Beppe. Mantenuto Maradona sotto cocaina, neanche. Vabbè, vabbè. Vada. No, vai, beh. Non ho parole. Non ho parole per descrivere sto gol preso. Mi sembrava veramente il peggior Lehmann del Milan 98-99. No, vabbè. Beh, non lo so, veramente. Non ho parole. Non ho mai visto un errore così. Mi sembra un po' esagerata questa sconfitta, onestamente. Mi sembra un po' esagerata, eh. Io la darei una... Io le darei una seconda chance, sinceramente. Adesso aspetto anche il vostro commento, però la darei una seconda chance, sinceramente. Il Wolverhampton ha pareggiato, attenzione. Non ci credo. Non ci credo per differenza reti. No, dai. Bastava il punto, ma Dio santo. Ragazzi, vi chiedo se posso avere almeno una... come si dice, avere almeno un bonus. Solo un bonus. Se la prossima volta va male, lasciatemi un bonus, ragazzi, vi prego, per sto come disperato, perché cioè, non si può vedere roba del genere. No, non rifà. Seconda chance uguale caduta di stile. Lo sapevo, e niente. Era andare ai playoff, però se dopo rimango in... Se rimango in... non rifarla, no. Ci sono tanti no, allora è giusto così, è giusto così, è giusto così. Non è giusto, no, no, non la rifaccio, ragazzi, non la rifaccio.
Ciao Andrea Di Pietro. Capocannoniere ho vinto. Grande. Però, sì. Miglior squadra c'è Veneziano. Vabbè, se chiudiamo capocannoniere è comunque una soddisfazione, però... lo so che sono più i falla, però è anche vero che è giusto premiare chi... Cioè, nel senso, visto che sarebbe giusto non rifarla, tanti mi dicono di non rifarla, a questo punto stiamo così. Certo che è una botta, perché ero convinto da in Premier. Ero proprio convinto. 30 gol, bravo. Da terzi siamo favoriti, speriamo. Dai. Ho paura che succeda come a Bari. Sì, sì, Doti. La stessa identica cosa, è pazzesco. I miei big money, dai ragazzi. Playoff, semifinale di andata. Dio Cristo però. Avevamo 5 punti di vantaggio buttati via in 4 giornate. Il Kuma è furioso. Il Kuma è realmente furioso. Adesso però devo concentrarmi, non posso rispondere a un cazzo. Io l'ho fatto per voi. Però adesso devo giocare. Come finirà come a Bari, ecco, grazie. Aia. Mamma mia. Proprio scollegati siamo. Incredibile, io ragazzi ho accettato, tanti mi hanno scritto di non rifarla, allora è giusto così, però il morale è sotto i tacchi, 30 gol fatti, terzi con gli stessi punti. Va il Wigan, cioè va il Wolverhampton, Dio. Veramente non ci fai qualcosa, me l'hai fatta tu perdere, vai Cume, il Cume la prende, niente, non entra più, non entrano più, ho fatto Eurogol, non ne entra più una, no, non entrano più. Concentrati Cume, ci provo. Il Cume se ne va. È colpa di quel deficiente di Antenucci. Ma guardalo, è una merda. No, ma come puoi darmi il fallo? Oddio, ammonito. Vabbè, se salta la prossima mi incazzo, però, No, vabbè, salta la prossima non mi interessa, però, Cioè, la simulo finché non vincono. Cioè, fa culo. Dai, vinciamola. Sono abbastanza incazzato, Fio, scusate. Non so se le ammonizioni contano del senso del campionato. Grazie per i cori, Fio, grazie per i cori, ma la squadra non esiste, cioè non c'è niente da fare. Dai, prendi! Vabbè, ma non corrono più, allora vuol dire che c'è il momento, ma che su perso, cioè, non so. Cosa mi sono perso qua? No! Ah. Fio, o è un segno positivo o non lo so. Mamma mia. Niente, non sappia fare niente, vabbè. A me sembra un po' strano da vincere 4-0 tutto su un colpo far così, vabbè. Io capisco che la squadra è fuori forma, però, insomma. No, non può buttarmi fuori così perché riavvio, No, beh, ragazzi, non posso. Ma che cazzo di espulsione è? Ma no. No, adesso vediamo come va a finire, però, Fiori, adesso non posso perdere così una serie durata 20 live, scusate. No, guarda, andate a fare in culo. Non ho parole, non ho parole. Non ho parole, che il porco... Ma cosa mi hanno espulso? Antenucci, tanto quello non si è neanche per sbaglio. No, ora sto... Non ci credo. Vabbè, il salvataggio ce l'abbiamo, se adesso vediamo, dai. Mi sembra onestamente un po' troppo, però, Sembra un po' troppo. Tutto molto grottesco. No, non voglio cambiare squadra, voglio andare a Leeds in Premier, punto e basta. Guarda. Antenucci gioca meglio senza di me, più tranquillo Antenucci. Incredibile. Antenucci, non ci credo. Poi è talmente basso.
No, no, non ho parole, ragazzi. Altro che Calciopoli, dai, è stata una vergogna, Fio, una vergogna. Non puoi perdere una 7 live, fatti veramente che la voce non c'è più, e dopo perdere così. Scusate, ragazzi, ma cioè, dopo, veramente dopo siete il commento demotivato anche per quello. Adesso vediamo come finisce. Vediamo un po' tutto, però, Fioi, a tutto c'è un limite, eh. Prendere un'espulsione del genere è una cosa no vergognosa di più. Sì, l'ho vista la corsa di Editor 4, scusami, ma sono un po'. Sono un po' incazzato. Bravo portiere. Dai, Fioi, dai. Buttala in mezzo. Buttala in mezzo! Cosa fa questo? Madonna, non ci credo, ma non ne segniamo una. Sì, l'ho visto, ragazzi. Nibali espulso, il Kuma espulso, il mondo espulso. Sì, ma l'espulsione è una cosa mai vista, eh. L'arbitro è Bode, può essere. Montenucci tanto non segnerà mai. Mamma bella questa, bravo, il porco ha fatto un qualcosa di positivo. Se la rifai mi disiscrivo, Fioi, Non è neanche giusto perdere così, però, secondo me. Scusate, ragazzi, cioè. Perché faccio dentro a bassa voce? Non lo so, perché sono un cumendone pazzo. Un gol, anche se siamo in 10, stiamo dominando la partita, Fioi. Se la rifai mi scrivo, ho capito, cosa devo fare? Io non la vedo così, sinceramente, perché non è possibile buttare via una live così, secondo me. Cioè, che stimolo posso avere perdendo così? Cioè, non so. Speriamo che c'è. Oddio. Mamma mia. Mi si è bloccato, cazzo. Si è bloccata anche la chat, ma vaffanculo tutto, che sporo. Io le mie idee di fare peso, dovevo fare Hello Kitty, cazzo. Ecco, bene. Non gioco neanche il ritorno, quello è il bello. Ok. Vabbè, adesso vediamo un attimo, perché ripeto, dopo che se qualcuno si incazza, buono, mi dispiace, però, ripeto, c'è anche una. Cioè, ho fatto un culo così per arrivare qua. Cioè, anche perché non è come giocare offline, live è un po' più difficile commentare. Cioè, colui che si rischia. No, come. Beh, devo simulare, nel senso, non ho alternative. Sistema, intanto la facciamo salva nell'altro slot. Ok. Se ricominci mi fa la Eli, Sì, cazzo, Dio c'è, 1-0 Leeds. Sì, sì, cazzo. Madonna, Ah, finale secca, oddio. Sì, cazzo, sì. Ciao Emanuele Lombardo. E facciamo un altro salvataggio comunque. Sì, siamo passati. Ma ragazzi, la finale è partita secca. Ditemelo perché non mi ricordo più sulla Championship. È secca? Voglio capire se è secca, ragazzi. Mi sembra di sì. La finale è secca. Ecco, ve lo chiedono anche loro. Madonna. Adesso devo concentrarmi, fiori. È secca la finale, raga? No, la finale è umida, è un figo questo. Grande Poleman. Secca. Ok, ragazzi. Ricontrollo se ho salvato perché ho paura. Allora, abbiamo lo slot. Partita finale, semifinale ritorno e promozione finale. Boh, vai. E adesso, ragazzi. Vai, partita secca a Wembley, giusto? Mamma mia, mamma mia.
E voglio andare con la maglia, no, la maglia bianca, fiore, la maglia della storia del Leeds. Vai. La voglia di vincere, la paura di troppo. Wembley, Londra, finale shock. Leeds, Middlesbrough. Per un mercoledì. Da leoni. Vai. Mi sono caricato la molla e adesso andiamo. Contro il Middlesbrough, squadra dura ma che possiamo battere. Sì, non così però. Ti prego, come regalami il gol della vittoria, cazzo. Cominciamo di merda. Bravo. Dai, Wembley deve esplodere, ragazzi. Quante donne a Wembley, quante donne del Leeds, fioi. Devo far bella figura oggi, eh. Sì, ma non possiamo sbagliare sti passaggi, però. No? Oh, merda. Niente, non vogliamo andare non si può andare in Premier, vabbè. Bene, evviva. Vabbè, non è successo niente, all'11° minuto si può ancora recuperare tutto. Il cumula da Antenucci. Antenucci non la prende. Non ci siamo più, non ci siamo più. C'è niente da fare. Lo conosciamo bene PES. 17°. Ciao, Bongo 90. Il mondo ingiusto di Beppe. Dai, come? No, però... Laga, mi dispiace, Alessio. Come col Bari, incredibile. No, vabbè, però Fiori, no, non mi sto divertendo, sono sincero, non può essere che fatalità quando devo comandare in Premier succedono ste robe. Oddio, madonna, sto incazzata da bestia. Bravissimo, Antenucci, ho la segno e ti inculo. E vaffanculo, grande. 1-1, grande assist di Veneziano, il porco la mette. Dai. Dai ragazzi, crediamoci. Ribaltiamola. Ribaltiamola. Vai Kume, non è fuori gioco, non è fuori gioco ma è lunga. No, la difesa non esiste, la difesa non esiste. Ante non ci l'ha messa. Bravo Ante, gol decisivo. Dai, ti perdono, però dovevamo vincerla. Grande assist di Veneziano comunque. Bravissimo. Il Kume. Dio. Dai. Dai Kume, stacca. Dai, uno dei nostri, niente da fare. Siamo anche sbilanciati adesso, siamo sbilanciati. No, no, vabbè, però dai. Sì. No. Ancora gol, incredibile. 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 Bel miracolo del portiere, poi. Tutti ridono, grazie. Mai visto una roba del genere, eh? Dai, Come. Il Come non se ne dà un po'. No, vabbè, dai. No, però, Fiori, non posso giocare così. Cioè, l'ho sempre presa io, adesso fa così, vabbè. Sinceramente, ragazzi, cioè, rifare la
Visto che voglio stare al Leeds, assolutamente rifare la cosa sarà veramente un problema, ve lo dico già, perché è giusto andare in Premier, punto e basta, cioè, affanculo. Dai, come, rispondiamo alla sfiga. Rispondiamo alla sfiga da campione. Ma no. Allora, l'ho passata, niente. Bravo. Ti prego. No, ma dai. E sei anche live da tanto con più persone e sta succedendo questa cosa pietosa. No, ragazzi, non ditemi che non è pilotata, dai. Il primo anno non può essere promosso il primo anno. È la stessa identica cosa del Bari, ci sarà un motivo. Sono molto deluso, sono. Mamma mia. No, non posso cambiare squadra, ragazzi. Voglio andare in Premier con Leeds. Cioè, questa è la serie, se no facciamo come l'anno scorso che abbiamo avuto a puttane col Bari. Cioè, non ha senso, fioi. Voglio stare al Leeds e tutto. Hai bloccato la crescita di tutti. Grazie per i cori, raga, grazie per i cori. Guarda, guarda. Sessantatreesimo. Mantenucci. Niente, il Cume non può prendere, ufficiale. Niente, niente. Occhio. 68esimo. Cioè, avete visto, ragazzi? Ecco. No, vabbè, vabbè, vabbè. Vai, Cume. Ma porco due schifoso. Ma vaffanculo, però. Ottantaduesimo. Lunga, lunga, ennesima palla lunga. Col Bari è stato un lancio lungo a premiarmi. Qua non ce la faccio. Ragazzi, non lo so, adesso tocca a voi decidere. Io ve lo dico, però chiudo la live, cioè nel senso non ho voglia di rifarmi subito la cosa. Cioè, non ho coglioni, cioè non è possibile. È stata una partita. È state le ultime 5 partite pilotate, cioè fiori, mi non ho coglioni. Scusate ragazzi, ma io posso anche non andare avanti, però non ho coglioni di giocare adesso. Cioè, ancora farmi 46 partite, fioi. 46 partite perché è un gioco di merda non mi vuole far andare in Premier. Ma dai. Ragazzi, allora, se vogliamo, secondo me, questo è il mio parere, se vogliamo salvare la serie e divertirci il prossimo anno, vado in Premier, se no, fioi, cioè, non lo so. Perché sinceramente, ragazzi, non mi va di buttare via
un'altra... Cioè non è qua che sono arrivato sesto, settimo, sono arrivato a un secondo dalla promozione agli stessi punti, fioi. Dai, cioè scusate ragazzi, si può perdere come per stare sconfitta, io lo capisco, però non è dopo non possiamo lamentarci se non finisco le live, perché ripeto, la live è diversa dalla serie. Cioè, no, cambio squadra non la cambio. Il come è così incazzato è raro, sì, concordo, sì, perché non è possibile, dai, sta pilotata dall'inizio alla fine. Non ha senso. Cioè, io un'altra possibilità me la voglio dare. Se perdo ancora, cazzi miei. Cioè, perché fioi. Allora, facciamo così intanto, facciamo così. Ehm, Qua abbiamo playoff inglesi. Salviamo, comunque teniamola. Comunque teniamola. Teniamo questo salvataggio qua. Salviamo sopra qua. Ok. Mm. E adesso riproviamo e dopo valutiamo. E dopo valutiamo, ragazzi. Quindi comunque ancora c'è la sconfitta. La sconfitta c'è ancora, non la voglio assolutamente cancellare. Adesso l'ho sbagliato, sarebbe bello, lo sbaglio in diretta. Ok, l'abbiamo. La finale, perfetto. A posto. Ok, buono. Allora adesso vediamo come va questa. In base a come va questa, se perdiamo ancora, ok, se la vinciamo di bava, dobbiamo vincerla bene. Se la vinciamo bene, allora possiamo anche tenerla. Ultima possibilità. È la prima volta che ti vedo così da sì, sono arrabbiato perché mi faccio un culo così per fare una bella serie e tutto, e poi il gioco non mi fa andare in Premier e girano i coglioni. Adesso vediamo se era destino che non devo andare o se invece era il salvataggio buggato. Adesso vediamo. Se perdo ancora, chiaramente è finita. Ultima chance. Sì, sì, last chance assolutamente. Ultima chance assolutamente, senza dubbio. Almeno voglio avere la coscienza di dire non dovevamo andare. Poi voglio capire se è un bug, voglio capire se è un bug, porca troia. Voglio capire se è un bug che fatalità questo salvataggio qua è nato male, ok. Se invece la perdo ancora, la vuol dire che non devo andare. Buono. Buongiorno. Ecco, dislike. Alessio, basta. Alessio lo cancello da Facebook. Dai, Alessio. Vediamo cosa fa il Kuma. La giochiamo proprio in scioltezza. Vediamo se è stato un bug o no. Bravo Kuma. E cazzo, voglio almeno avere una... Col Bari non l'ho avuto, ho sempre perso tutto. E che sborro, per una volta faccio anch'io le rewind. E vaffanculo. Il Kuma di testa. Niente, se non entra però, System Hack, ma qua il problema qua non è tanto... È chiaro che ci sta di perdere un gioco, ma qua si parla della live, cioè fare altre 46 partite in Championship non è il massimo. Ecco, tutto qua. Cioè, questo voglio dire. Visto che ci sono state lamentele perché sono andato via dal Bari l'altra volta, non volevo evitare la stessa cosa. Ecco, tutto qua. Sì, lo so, Alessio, lo so. Tanto, guarda, non ci sarà pericoli, perché la perdiamo anche questa, secondo me. Vedi, no, giochiamo male comunque. Mamma mia. Niente, vuol dire che, boh, non so, solo che bastava fare un punto in tutto il campionato in più per passare, cioè non capisco. Vinciamo di bava, vuol dire vinciamo di fortuna. In veneziano. Occhio. Occhio ragazzi, occhio. Devo andare anche in difesa comunque, Siete gufi però. Sì, non hai torto. No, ma sono un po' incazzato sinceramente perché mi hai detto perché tutto potevo pensare ma no di non andare diretto in Premier. Guarda sti goldoni, guardali. Come la Dante Nucci.
come di testa. Non ci... No, vabbè, però Fiori che sporo con una sfiga, cioè... Dio santo, ho fatto un tiro di testa incredibile, prendo il palo. Incredibile. Sì, Stenek, sì, ma io devo cercare anche di creare un'atmosfera diversa, però nel senso cerchiamo di capire anche le soggiogazioni comundiane. Proprio questo termine l'ho creato io adesso, perché cazzo vuole non lo so. Ah, ma non l'ho presa io di testa, Torquato? No, pensavo l'ho presa io, sinceramente. Guarda che tacco, bravo. Bravo, di ta... Io non ho parole, non esulto, ma ho fatto un gol da leggenda. È vero, un gol che non ci dovrebbe essere, però non ci... Vabbè. Ho fatto un gol capolavoro. Se non c'era riavvio non c'era questo gol, Fiori. Non ho parole per descrivere questo gol. Cioè, questo gol merita il riavvio, però. Cioè, guarda che roba. Cioè, una roba... Cioè, Dovevamo rivederlo 1000 volte. Questo è un gol d'antologia, signori, vedi, hai visto? Adesso Fiori ce la giochiamo. Questo gol forse salva il riavvio, perché non ho mai visto gol così. Un gol alla Ibra, sì. Vabbè, qua ha fatto un tiro di merda. Vabbè, è ancora gasato dal gol. Non esulto, giustamente, perché è giusto non esultare. Ha fatto un gol epico, però. Vedi, se saremmo persi un gol del genere, Fiori. Non siamo ancora in Premier. Perché non lo siamo ancora. Però questo gol... Mi interessa, ora, poi posso anche perderla, non mi interessa. Ho dimostrato che ho fatto un Eurogol, Fiori. Adesso è un cazzo. Che gol, Fiori. Che gol. La Premier chiama. Mi piacerebbe vincere bene, così da dimostrare che la mia teoria era esatta sul complotto. Bello, bello. 1-0 primo tempo, primo tempo un po' opaco, ma Veneziano si è inventato un gol, figlio di antologia. Non ho vinto ancora un cazzo, lo so. Veramente un gol epico, sto gol. Un gol veramente... Il più bel gol della stagione. Sono contento che almeno con questo gol, diciamo... Ho dimostrato che io ci sono, quantomeno, come giocatore. La squadra è un'opera. Ai ai ai. Per chi è in collegamento adesso, stiamo facendo la ripetizione della finale dei playoff perché è successo l'impensabile. A stessi punti del Wolverhampton, ma non sono passato per differenza reti per colpa di un Leeds che nelle ultime 4 partite ha smesso di giocare. L'ho riavviata perché l'ultima partita alla finale è stata veramente grottesca a dir poco. E ho avuto anche un'espulsione in semifinale pazzesca che per fortuna siamo passati regolarmente là. E poi ho fatto un gol di tacco adesso, Epicus. Ciao Francesco. Io voglio fare qualche partita della Premier con voi, ragazzi. E dopo, chiaramente, se qualcuno è dispiaciuto perché voleva la correttezza fino alla fine, io chiedo perdono. Mamma mia. Però, boh, secondo me, se andiamo, se riusciamo a vincere stavolta, ci divertiamo tanto in Premier. Adesso c'è un po' di silenzio stampa con le esultanze, chiaramente. Giusto, Veneziano in difesa, devo stare in difesa, Fioi. Sì, Sport si è perso il gol più bello dell'anno, eh. Vai Kuma. Bravissimo Veneziano. Veneziano proprio un mini cost to cost. Mini cost to cost veneziano. Non ho ancora la velocità per poterlo fare. Lunga. Ciao Marco Avogadi.
Difensivi. Ciao Emmo. Ciao no. E Mimmo. Ocio. Bravi. Attenzione, fuori gioco. Si blocca un botto. Ricaricate ragazzi. Ciao Vulcano. Comax. 82 siamo, stiamo tornando ai livelli di un tempo. Incredibile. E forse arriva la Premier. No? Brutto, bruttissimo. Gol. È destino allora. È destino. Ciao Ilenia 773. È destino ragazzi allora, è destino. Adesso arriverà il 2-1 secco. Adesso arriverà il 2-1 secco. Non guffare, siamo... Il come prova a sgomitare. Come te la sei guffata, sì. Sì. Dai Kume, ragiona Kume. Cosa fa il Kume? Se ne porta 4 addosso. Se ne porta 4 il Kume, prova un cross impensabile. Qua ho sbagliato tutto io. Ho sbagliato io. Guarda che tunnel che mi hanno fatto. Aia, Vossen. La vedo già, la vedo già, la vedo già. Lunghissima, purissima, inculissima. Bravo. Oddio. Ma no, come vai avanti? La meriti di perdere, vai a fare in culo, guarda, meriti di perdere. Dopo con un errore così merito di perdere, è giusto anche così. Ma Dio santo. Vai Ante, non ci segni Ante. No, beh, era impossibile. Era impossibile. Ciao De Maz. Cagare. Brutto errore. Brutto errore. Vai Kume. Il Kume. Tenta l'ultimo a fondo, niente da fare. 1-1 supplementare. Tempi supplementari. Ma onestamente, l'errore che ho fatto è veramente grave. Lunghissima ancora. Ciao Clash of schifo. No, 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 assolutamente no, Downstyle, assolutamente no. Assolutamente no. Si ricomincia dai Championship, ragazzi. Giusto così. Giusto così. Il Milan va di merda, Leeds va di merda. Meno male che in amore va meglio. Dio santo. Non ci credo, ragazzi, sono sincero, non ci credo perché dopo la squadra non c'è, il Kuma dopo il tacco si fa le pippe, cioè, sono tutte cose, tutti segni sono. È brutto farlo del Kuma che perde la testa. Sì, il Kuma sta bestemmiando inside, sì, ma non per i playoff, per il campionato, è là che l'ho perso. Vabbè, però, cioè, vabbè. No, ma è giusto così, una squadra così non può andare in Premier. Non può andare in Premier una squadra così. Non può andare in Premier una squadra così. Può solo vendere verze e patate. Caga. Ci sono tante persone a tifarmi, lo so, ragazzi, vi ringrazio, ma non è colpa mia se tutto va male. Antenucci che ha sbagliato un gol che lo segnava anche mia nonna. Ah, no, basta, cioè, però, che
Cioè, veramente non facciamo un assist, non fanno un assist i miei compagni. Grande, questo è un bel recupero. No, la passa lui apposta, adesso c'è il gol. Se c'è il gol è il momento, basta, no, basta. Me ne vado. Vado in una squadra più scarsa del Leeds. Vado nel campionato giapponese. Vado nel Gamba Osaka, ragazzi. No, che sparo, facciamo troppo da cagare. Non meritiamo per niente la promozione, lo riconosco anch'io. Non meritiamo niente. Vediamo se arriverà il gol di culo, se ce la facciamo bene. Ma non meritiamo un cazzo. Io sono onesto. Aveva meritato molto di più nella prima partita. Ma questa, a parte il tacco stupendo, nient'altro. L'altra la sbaglia. Ecco. No, no, ma è tutta già vista. (119esimo). Sì, sì, sbaglio anche il rigore, avete ragione. Dai, dai. Nel Gamba Osaka. Sì, sì, vado in Giappone, che sbaglio. Okay. Calci di rigore. Gol. Gol. Oddio. Gol. Almeno ho segnato. Almeno ho segnato. Il mio l'ho fatto. Gol. Gol. Che tensione che ho, ragazzi. Ci sono, ragazzi, ci sono. Siamo in Premier. Siamo in Premier con un po' di tristezza, però con un po' di amarezza. Adesso, Fioi, siamo arrivati in Premier all'ultimo respiro. Non esulto per correttezza. Siamo in Premier. 5-3, l'aveva detto. Un bacio sul culo a questo qua. Siamo in Premier, ragazzi. In un modo incredibile, però non con la felicità che avrei voluto. E questo è la più grande delusione per il Cume. Il Middlesbrough vuole la squalifica del Leeds. Adesso ragazzi l'unico modo per salvare questa promozione, diciamo, veramente arrivata all'ultimo in tutti i sensi, perché è proprio arrivata, ecco, Majed, fai schifo, ecco, mi raccomando sportivo, ecco. Cosa facciamo ragazzi comunque? Perché in realtà non è che è stata una vittoria limpida come avevo detto, c'è stato un bel colpo di tacco, però insomma, siamo arrivati così un po' all'ultimo. La partita va rigiocata. Cosa faccio ragazzi? Non riesco ad avere quella felicità incredibile, perché siamo comunque abbiamo avuto diciamo un piccolo aiuto diciamo. Il discorso che a me dispiace è che io sono io l'unico che fa video su YouTube che non può riavviare, tutto il mondo lo fa, io non lo posso fare. Vabbè, comunque a parte questo, no, vediamo esempio, no? Esempio, vediamo se il Chelsea magari vuole il Kuma. Proviamo. Vediamo. Che vorrei stare al Leeds. Vedi le offerte.
Se gioco rubo non è colpa mia, lo so. Tanto, vabbè, salvare. Dove lo salviamo? Ora abbiamo promozione finale. Mettiamo qua, così abbiamo solo la finale in caso. Boh. Il cume polemico, sì. Rigiocala così ne fai 3. Potrebbe essere un'idea, ragazzi. Cosa facciamo? Facciamo la bella? Proviamo a fare la bella? Eh? Aspetto i vostri commenti, magari con la terza, così siamo corretti. Cumene siciliano, questo è un video, Pino. Ciao Majed, Ben Albed, ti voglio bene anch'io, sei proprio un grande, ti voglio bene. No, come tienila, no, come quando finisce il live, c'è questa cosa, no dai, sì, no. Allora, vediamo cosa ho salvato che non mi ricordo più. Allora abbiamo. Ok, ce l'abbiamo in realtà, ce l'abbiamo se vogliamo. Ma che cazzate, assolutamente, no te prego, vedi. No, ma che sei pazzo. Oddio. No, sì, basta. Ah, ma gente se ne mette. No, simulare no, se la gioco io, questo è sicuro. 3 volte no, ma no. Cume, scarpa marcia, grazie. Che buone, che belli che sono. Che cose belle che leggo. Cazzo, fa un campionato su quella partita, sì. Oddio, oddio. Come o il Virtus Entella? No, 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 mi sto divertendo. No, adesso live sarà su leggere i vostri commenti. È bellissimo. Oddio, siete meravigliosi. Oddio. Io mi fatto... Stop, dai zii. Si accetta una scommessa, dai. Oddio. Se la rifai e ne prendi godo. Ciao Michela, bellissima Michela. Prova ad andare alla Juve, vai. Mi tolgo il wifi, ciao te. Non rifà. Aperta l'inchiesta, sono riuscito a fare una live dove c'è Calciopoli. Cioè ragazzi, questa partita è più sotto inchiesta del 2000. No, beviamo, basta, è ufficiale, beviamo, no, appunto. Ho vinto. Oddio. No, siete meravigliosi. Sono indagato per calcio. Dopo 13 anni sono andato in Liga Calciopoli, appena ce la faccio più. Oddio, no, basta, mi sto andando. È ufficiale. Ti ho salutato, Majed, bravo, Majed, bravo. Uno fisso per il rematch. Cioè, ragazzi, questa partita veramente... esiste. Come cambia spacciatore, concordo. Oddio. Vai a prendere i bigoni con Montari, che cazzo si fa? Ecco. La partita del secolo, fiore. Tanto andiamo avanti. Il cume sotto acido. Oddio. Ecco, basta cume. Trattati. No, fioi. Ah no, trattative in corso ancora, ok. Che bello che il mio allenatore è un bell'uomo. Aperte le scommesse. Il cume finisce in tribunale. Il cume è squalificato per 30 anni. Che bello, fioi.
Ho ricevuto la prega. Ciao, come ti adoro, grazie vecchio. Come c'è il VOD, questa è veramente la live più incredibile della storia, veramente. Vabbè ragazzi, a sto punto sti cazzi. Cioè, veramente. No, perché... Tentativa fallita, posso dire... Ecco. Contratto. Ciao. E vaffanculo. Come cancello il tacco della storia dell'uomo. Guido Rossi 2020. Il come non tromba per 2 anni. Ok. E sti cazzi. Grazie Antonio, grazie. C'è il Bode, guarda Bode, ti stai perdendo qualcosa che va al di là di tutto, Come dopo. Se la rifai rigore per la Juve. Condannato per calcio. Pazzesco quello che è successo. Dai, ho creato un diversivo a questa live, dai, era tutto programmato in realtà. Oddio. Nel 4015 torna a giocare. Commenda la leggenda. 3 finali invece che un calcio comendiano. Ma sì. E sti cazzi proprio. Comunque ho fatto 47 partite, 33 gol, 10 assist, insomma è stata una stagione di merda, E andiamo in Serie A, andiamo in Premier, che bello. Live in comunità, sì. Il Cum era dietro, ufficiale. Vai ragazzi, a sto punto sti cazzi, vado in galera, fioi. In galera con classe. Ho fatto gol di tacco e vaffanculo. Il modo adesso non è che vieni sempre nelle live per farti pubblicità. No, va bene, tanto l'amichevole non la faccio, te sparo. Certo, Paul. Ho perso con Recife, bene, si prospetta una bella stagione. Ragazzi, inizia la Barclays Premier League. Vai, facciamo la prima con Newcastle e vediamo. Ok. No, non le simulo, vediamo come giochiamo, Tanto comunque io il salvataggio ce l'ho sempre, ragazzi. Vai, prossima partita. Con questa finiamo la live al St. James Park. Vediamo se ne valeva la pena questa Cumendopoli. Bode cerca di difendermi, Bode. Quante volte la farai questa? 10 volte, chiaramente. Vediamo se ne vale la pena. Coglione emo. Vai. Me lo godo, Majed. È il migliore della live, Majed. Vediamo se ne valeva la pena. Andare in Premier con il rischio radiazione del calcio. Vai Kuma. Vai Kuma. L'esordio in Premier. Bello. Cosa vi siete inventati? No, non lo faccio live su Fishing Planet. Vediamo sto lizzo. Dai, che almeno ci divertiamo in Premier, che sboccia, sai, è un gioco. Ci siamo divertiti anche con la Cumendopoli. E sti cazzi proprio, sinceramente. Ma oggi il Cume sono la stessa cosa. Vediamo con Newcastle come andiamo. Vai, arca miseria, peccato. Vai Cume. Vuole debuttare come... Mamma mia, peccato. Ciao a tutti, ciao a chi va. Vai Veneziano. Ricordo che la prossima live sarà tra un po' perché vado in montagna, quindi giovedì non ci sarà. Attenzione il Cume. Il Cume vuole buon esordio. Tamokari. Stiamo giocando bene, vedi? Perché non abbiamo giocato così prima? Tamokari. Ciao ragazzi.
Ciao Stefino Power. Ah, Dio mio. Bravo, Cume, dai. Benissimo per Antenucci. Niente da fare. Appunto, emoji che copia il Cume, raga. Ta 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 ta. Che finiamo sta live. Live veramente epica, Fioi, perché cioè, mi avete fatto ridere veramente non tanto di più. Siete meravigliosi, Fioi. Occhio. Grandissimo portiere. Vai, portierone che ha fatto... Non ha fatto neanche una parata in realtà ai rigori. Boris è già sparito. Il Boris è già sparito, Fio. Beh, bello sto passaggio. Mamma mia, è andato di culo proprio. Erroraccio. Ciao Reda, Xbug. Ciao Vitara Gamer. Una live che va al di là di tutto. Grande, Fio, grande. Vai Kuma, voglio il debutto come in Championship con gol di sinistra. Peccato. Abbiamo il bestione crudo, non importa, Ciao Andrea Genesio. Ciao Nicola. Questa è l'ultima partita, ragazzi, poi per un po' non ci saranno live perché il Cume scappa in Honduras. Best ladro in the world, yes! Ma sì, cazzo, e si gode. Beh, bello sto passo, mamma mia che brutto. Grazie Simone Membri. NBA sì, lo porterò a NBA. Niente da fare. Non stiamo giocando male comunque, Non stiamo giocando male sta partita. Siamo tornati, diciamo, Leeds. Non dico quello fa fortissimo, però insomma, dai. Vai Kume. Vai Kume. Primo gol in Premier, signori. Yes! Sempre di sinistro. Io sto a chi, signori? Io sto a chi? Questa è la dimostrazione che merito la Premier. Grande Kume. Ma non ha capito il nostro amico che anche se scrive cose negative nessuno lo caga. Anzi, ti saluto, anzi, ti ringrazio che segui la mia live, è bello. Però non capisco perché, cioè, non si può fare un discorso di senso compiuto, no, non si può. Sono cose che non esistono. E il Cume l'ha messa intanto. Ciao Kevrit. Grande portiere, mamma che miracolo. Grandissimo debutto in Premier. Il primo e l'ultimo gol in Premier. Speriamo di no. Come va in galera? Sì, va in galera, penso. Ciao Mattia, Favaretto. Ecco, il commento di Alvise in Venezia. No, non è vero, che purtroppo c'è sempre qualcuno che deve un po' farsi notare, insomma, così, ma non è un problema, anzi. Ecco, che bello. Vai Cume. Il Cume fa tutto lui. Peccato, recupera un bel pallone qua il porco. Siamo partiti bene comunque, siamo partiti bene. Io rubo anche qui, che sbocciami, assolutamente. Forse se riesco giovedì, se riesco potrei fare il live di phishing o di un altro gioco, vediamo. Però PES sicuramente no. Non ho proprio il tempo, perché comunque sarà una live breve, magari un'oretta al massimo. Peccato. Madonna che sforbiceità. Bella, peccato. Isis. Oddio, il Bode. Il Bode. Mitico Bode.
Madonna, sono desfatto, sono distrutto, sono cazzo, le 11:20, cacchio, sono troppo tardi. Domani, so cazzi. No, non fatevi ridere però, per piacere. Non ce la faccio. Notte Matteo. Però è bello cominciare con una vittoria. Poi come best stop è grandissimo il nostro biondone. E va. Antenucci, va il gordito. Bello, Antenucci ha fatto, non so, mi sembrava... Heidi mi sembrava. Dimmi Andrea adesso, scusami. E Bode, andiamo a vedere la cosa. Il cui mi ha salutato. Ciao Jay Avi. Ciao Michela. Il Castro vuole rifare la partita. Ah, Dio mio. Ah, che brutto, madonna. In conferenza stampa agghiacciante. Come mi caghi? Sì, Michela, ti cago sempre. Tu sei la dolce Michela che ama Football Manager e PES, la donna da sposare praticamente. Una donna da sposare. Ottima sponda e andiamo. Dai però. Buono. Perfetto. Bravo. Bellissimo passaggio. Il come la passa. Cagata incredibile. Toh, 2-0. Doppietta in Premier, Fioi. Doppietta in Premier e godo. Godo abbastanza. Io sto a chi, signori? Io sto a chi? Grazie, Simone. Ciao, Filippo Martinovic. E signori, 2-0. Così, tanto per gradire. Ma basta, Fioi, ma non consideratelo. Ma dai, ci fa solo divertire e basta, signori. Lo sapete che ci servono queste persone anche su YouTube. Danno quel tocco di curiosità in più. Vai, Kuma. Ecco, cagatissima. Majed, Fioi. Me lo godo, Majed. Ho bisogno di bere, cazzo, un po' d'acqua. Grande vittoria, no, oddio, adesso parlo, adesso mi fa 3 gol in un secondo. Mamma mia. Buono ragazzi. Grandissimo 2-0 e doppietta del Cume. Questa è la dimostrazione che ho fatto no bene di più. Raga, il prossimo live forse giovedì, ma su un altro gioco, sicuramente non PES, poi riprenderemo fra 2 settimane, chiaramente. Ok ragazzi, raga, vi saluto, vado perché sono veramente cotto. Adesso ne faccio una partitina a fishing. Come mi pisci assolutamente le mazze, è molto bello piscerti. Notte Cume, notte Francesco, ciao Buenos Aires. Ciao Jürgen, ciao Majed Ben Labled, ciao Mattia Favaretto. Ciao Matteo ancora. Ciao De Maz, ciao Tutto Sport, ciao Ale. Ciao Bongo, ciao Black Vipers. E comunque salviamo e teniamo sempre la possibilità di non passare, perché il Cume è corretto. E sti cazzi, doppietta, e mi fate tutti una pippa. Tutti intendo, non voi chiaramente, ma intendo la stampa contro il Cume, di questo complotto alla Pulvirenti. Ciao Andrea, ciao Carmine, ciao Simone, ciao Michele, ciao Andrea, ciao Francesco Sidoti. Ciao Revolver, ciao Lori, ciao Ilenia Amalfi, ciao Karma, ciao Black Vipers, ciao Pippo, ciao Tutto Sport, saluto anche il Bode. Ragazzi, ciao a tutti, un grazie per questa live epica, signori, il Cume. Indagato come emoji per Kumendopoli. Ciao!